Costretta a scappare dalla Spagna per le violenze del compagno, mamma non vede da 5 anni il figlio rimasto con il padre. La disperazione della donna è come essere morti, l'uomo accusato di sottrazione internazionale di minore. 2 lupi che si aggirano indisturbati nel parco di un ristorante di Montebelluna. Ecco i video che riprendono gli esemplari mentre sbranano un tasso. Paura per i residenti. Padre in azione a Quinto di Treviso, malviventi in casa di un'anziana che non se l'è trovati davanti perché aveva chiuso a chiave anche tutte le porte interne. Numerose svastiche apparse nella notte a Pederobba, sfregi anche nella via intitolata Giacomo Matteotti, l'ira del sindaco, una schifezza, troveremo i responsabili. Aveva palpeggiato in un parco di Oderzo una ragazzina di 12 anni, accusato di violenza sessuale un 47enne, condannato a 2 anni e 10 mesi di carcere. Più peso al Veneto e autonomia determinato il sindaco di Treviso Mario Conte, che guarda il congresso federale della Lega programmato tra un mese a Firenze. È morto Bruno Pizzul, voce storica del calcio, il ricordo di Roberto Baggio e l'aneddoto di Aldo Serena. Ore di angoscia per una famiglia di Roncade che per un pomeriggio non ha più avuto notizie del cucciolo Doc. Una pattuglia dei carabinieri lo ha rintracciato, fatto salire sulla gazzella e restituito ai proprietari. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso si apre con una storia terribile, la storia di una mamma di 36 anni. Dal 2020 non vede il figlio, non ha nessun rapporto con il bimbo che oggi ha 8 anni. A impedirglielo è il padre che vive in Spagna con un'altra compagna. Per lui è scattata l'accusa di sottrazione internazionale di minore. Il suo racconto. Io l'ultima volta che ho visto mio figlio era, penso, ottobre del 2019. E aveva 2 anni e mezzo, adesso ne ha fatti 8 da poco. E non ho più avuto né una telefonata né un messaggio, nessun tipo di comunicazione di nessun genere. La disperazione di Michela, nome di fantasia, la mamma di 36 anni che si sta battendo per riavere il figlio di 8. L'ex compagno, veneziano di origine, vive a Tenerife e le impedisce ogni contatto. Lui, 33 anni, deve rispondere di sottrazione internazionale di minore. Se potessi rivederlo, gli direi che non ho mai smesso di cercarlo. Penso che lo abbraccerei, gli direi che mi è sempre mancato tanto e non so neanche più cosa dire, perché non so neanche se mi riconoscerà sinceramente o se sarò più io un trauma per lui che non mi vede da tanti anni. La coppia viveva a Treviso quando, dopo la nascita del figlio, ha deciso di spostarsi in Spagna. Poco dopo sono iniziate le violenze. Michela è dovuta fuggire e tornare in Italia, lasciando il figlio a Tenerife. L'uomo, con alle spalle precedenti per droga, ha chiuso i rapporti tra mamma e figlio. Poi, qualche tempo dopo, gli avrebbe mandato un messaggio: firmami le carte per l'affidamento esclusivo di nostro figlio e potrai rivederlo. La donna ovviamente ha rifiutato. I primi mesi senza sapere dov'è tuo figlio di 2 anni e mezzo sono, penso si possa considerare veramente la morte in vita. La 36enne ha trovato un lavoro ed ora vive nel Vicentino con un unico desiderio: riavere il suo piccolo. Un dolore nel dolore, da poco ha perso il padre. Questa è un'altra delle grandi ingiustizie che si possono fare a una persona, perché mio figlio ha vissuto con mio padre il primo anno della sua vita. A difendere la mamma, l'avvocato Valentina Gatti, che si è rivolta ad un team di legali spagnoli per intentare una causa che permetta alla 36enne di arrivare al ricongiungimento. Intanto l'uomo vive con un'altra donna dalla quale ha avuto altri figli. Sono riuscita a risalire alla compagna del padre di mio figlio, che mi ha mandato i documenti di una denuncia fatta anche da lei su violenza domestica, dove in questa denuncia mio figlio di 7 anni all'epoca la chiamava mamma, giustamente le diceva: mamma, ho paura, chiama la polizia. Un figlio è un amore eterno e questo Michela lo sa bene. A me a questo punto mi interessa che mio figlio venga tutelato, di sapere che stia bene, che vengano ristabiliti dei rapporti con la sua famiglia, e poi qualsiasi sarà la cosa migliore per lui, a me andrà bene, come se deve tornare in Italia per stare con me, come se devo io tornare là per stare con lui. L'importante è che stia bene. E adesso a Montebelluna, con 2 lupi che si aggirano indisturbati nel parco di un noto ristorante appunto del posto, sbranando un tasso e vagando in zona per ore, ripresi dalle telecamere. Ecco il video.
Il lupo che si avvicina alla telecamera, gioca, cerca di mangiarla e corre avanti e indietro per il parco del ristorante Ai Gelsi di Montebelluna. Con lui anche un altro esemplare. I video dalle telecamere della sorveglianza della struttura che riprendono per ben 5 ore i due lupi mentre sbranano un tasso. Un'aggressione che dura in pratica 5 ore, che è la cosa che un po' ci allarma, il fatto che questi lupi non è che vengano e scappano, cioè stanno veramente 5 ore, parliamo tra l'altro di un giardino di casa, quindi veramente a 100 metri dalla porta di casa. Quello che stupisce è che per 5 ore gli esemplari sono rimasti indisturbati a girare per il parco, un fatto non nuovo ai residenti del Montello, ora ancor più preoccupati. Noi anche nei gruppi che abbiamo appunto del vicinato del Montello ne parliamo spesso. Purtroppo avevamo già avuto a che fare con i lupi, nel senso trovando carcasse di animali sia domestici e selvatici, c'è chi ha pollaio, chi ha asini, chi ha altri animali sia da fattoria che da compagnia, si è trovato purtroppo pecore, capre e si sono trovati purtroppo le carcasse degli animali morti. E la preoccupazione è tanta soprattutto per chi come Flavio ha degli animali da fattoria e da compagnia. Il pensiero quando si fa sera va sempre ai suoi asini. All'imbrunire corriamo subito a chiuderli assolutamente quando magari potrebbero anche pascolare di notte, c'è chi ha mucche a pascolo, c'è chi ha pollaio, comunque c'è un fuggi a chiudere tutto. Non nego che una certa paura di notte ce l'abbiamo. Bisognerebbe intanto secondo me capire da cosa sono attratti questi animali, perché da cosa sono attratti in primis, poi capire se c'è la possibilità insomma di fare in modo che o tornino nel loro habitat o adesso le soluzioni ce le diranno sicuramente più esperti di noi, però di certo non è una situazione bella, non è una situazione piacevole. Dalla paura per i lupi alla paura per i ladri siamo a Quinto di Treviso, diverse notti di paura, anche l'ultima appena passata. Abbiamo trovato impronte questa mattina, chi ha camminato tutto sotto il porticato, abbiamo visto i piedi, e ha attraversato l'orto. Chi passai da signora confidante, vicina, signora Gina, lei invece si entrai, ha fatto un buso sul portoncino e si entrai dentro. Però una volta dentro, ha trovato un'altra porta serrata qua chiave e lei si è fermata, ha rinunciato e si è tornato in Rio. Solo l'abitudine di chiudere a chiave anche le porte interne ha evitato all'anziana signora Gina l'incontro decisamente poco gradito con la banda di ladri che da qualche tempo sta prendendo di mira Quinto. Siamo in via Meucci, a ridosso della Noalese, dove i malviventi sono entrati in azione verso le 3 della notte appena trascorsa. Negli stai i signori subito a casa dopo noi altri, da Katia, hai visti verso l'una e qualcosa. Lui era ancora su, si è accorto davanti la porta e si scampai. Poi se ne so che altra, però neanche l'anno se ne è dentro. Cioè praticamente si è a studiare un po' le case. Stessa banda che, muovendosi molto probabilmente lungo lo Stiglia, più tardi ha tentato di entrare in un'altra abitazione, questa volta a Santa Cristina. Sono venuti verso le 4 di mattina, la seconda volta perché sono passati anche 10 giorni fa circa, e hanno provato a entrare in quella casa là dalla signora, poi sono entrati dentro la nostra stradina e il nostro vicino dalle telecamere che hanno ripreso ha visto che tentavano di scavalcare il cancello, però hanno sentito abbaiare un cane, per cui si sono spaventati e sono andati via, e hanno provato anche la prima casa all'ingresso della via. È la seconda volta che passano e quindi siamo abbastanza spaventati. Apprensione perché, tra l'altro, si è trattato di uno sgradito ritorno. 10 giorni fa hanno tentato di entrare verso mezzanotte dal mio vicino qui, ma è suonato l'allarme, e poi alle 4 della stessa notte sono ritornati e hanno provato ad aprire il portoncino d'ingresso, ma essendoci dei catenacci dall'interno, diciamo, non sono riusciti e sono scappati per lo Stiglia. Quella è una via di fuga abbastanza, essendo buio di là non si riesce a vedere niente. E anche se alla fine i ladri se ne sono sempre andati a mani vuote, tra i residenti di Vicolo Pesce, ma anche di via Meucci e dell'intero Stiglia, il sentimento è comune. Sono molto preoccupata, anche perché abbiamo un bambino piccolo, quindi veramente non si può stare tranquilli. Chiediamo di avere un po' più di controllo, perché è già la seconda volta che vengono, però non si è mosso nessuno. Devono intervenire le forze dell'ordine, ci vorrebbe una sorveglianza più continua. Adesso invece siamo rimasti così abbandonati a noi stessi, cerchiamo di tenere le luci accese alla sera, ma non è che dobbiamo farci giustizia da soli.
Intanto sul fronte sicurezza a Conegliano, arrivate al comando della polizia locale 8 nuove bodycam di ultima generazione, ma c'è anche l'appello del sindaco Chiesa al governo, servono regole più chiare per il suo utilizzo, prima viene la sicurezza, poi la privacy. Queste sono della stessa ditta che ci ha fornito il taser, quindi sono interconnesse, per cui a una semplice estrazione della fondina del taser automaticamente si accende la telecamera e va a registrare tutto quello che succede davanti all'operatore. Eccole le nuove bodycam di ultima generazione arrivate da poche ore al comando di polizia locale del Coneglianese, dispositivi di cui saranno dotati tutti gli agenti in pattuglia. Claudio Mallamace, comandante, spiega il loro utilizzo. La telecamera solitamente viene posizionata qua al petto per avere proprio un'immagine di contesto ad ampio raggio, può essere posizionata anche al cinturone, ecco, decide l'operatore in base al contesto in cui opera dove posizionarla. Bodycam che saranno interconnesse con la centrale operativa, dove già sono collegate 300 telecamere da postazione fissa, non solo. Man mano che un turno finisce vengono depositate nella dock station, che sarebbe questo supporto dove la telecamera, una volta riposta, va a sia caricarsi a livello di batteria, ma anche a scaricare tutte le immagini video e audio in un cloud dove poi le immagini sono naturalmente immodificabili. Ogni dispositivo costa circa 800 euro, ma la questione non è soltanto economica. Dal sindaco Fabio Chiesa parte un messaggio forte e chiaro. La cosa su cui invitiamo a ragionare chi oggi legifera a Roma è proprio che già i comuni fanno fatica a trovare risorse finanziarie, ci impegniamo per risolvere i problemi dei cittadini, ma abbiamo bisogno di una burocrazia più snella e abbiamo bisogno di fare in modo che la privacy non venga sempre invocata da chi purtroppo vuole delinquere, ma bisogna pensare che la tutela di tutti venga prima della privacy di ciascuno di noi. Spesso magari gli aggressori solitamente cercano di passare da aggressori a vittima, andando a alterare quella che è la realtà, e quindi grazie alla bodycam questo non accade, perché appunto viene immortalato il fatto così com'è, quindi realmente come accade. A proposito di occhi elettronici, telecamere al setaggio in paese a Pederobba per dare un volto e un nome agli autori delle svastiche che hanno imbrattato alcune zone del paese, e una in particolare, una via che è intitolata a Giacomo Matteotti, e questo è tutto dire. L'ira del sindaco. È uno schifo, cioè non so cosa neanche dire sinceramente. Comunque è successo stanotte, perché ieri non c'erano. Quei simboli là non è una bella roba, a me non mi piace. Sono comparse nottetempo e non è la prima volta. Ci sono soprattutto inquietudini e sdegno a Covolo di Pederobba per le svastiche di vernice rossa apparse su alcuni spazi pubblici. Imbrattata la fermata del bus all'altezza del cimitero, con la vetrata subito rimossa dagli operai del comune, e poi il murales dell'artista Diego Montagnier in via Giacomo Matteotti, una strada dal nome evocativo scelta forse non a caso. Circa un anno fa svastiche erano comparse anche lungo la strada Feltrina. Per il sindaco, che ha segnalato l'episodio ai carabinieri, la misura è colma. Purtroppo è la seconda volta che questa frazione venne colpita da questo gesto ignobile fatto da una persona ignorante sicuramente, perché disegnare un simbolo del genere vuol dire non conoscere la storia, non conoscere il significato di questa schifezza. Il reato di imbrattamento con l'aggravante delle finalità di odio etnico o razziale può essere punito con una pena fino a 5 anni. È per esempio quello che rischiano i 2 ventenni denunciati a Conegliano dalla polizia per aver imbrattato ancora nel 2023 il centro con svastiche e scritte antisemite. Diciamo che ora metterò in campo tutto ciò che è il mio potere per poter scovare questo ignorante e fargli pagare le pene dell'inferno se posso. Bisogna capire a questo punto se si tratti di un fatto isolato per quanto grave, se sia un raid estemporaneo o ispirato da motivi ideologici. Mi auguro che il sindaco faccia quello che deve fare, perché sporcare i beni comuni di tutti non è quello che noi insegniamo ai nostri figli. Con delle svastiche poi. E soprattutto con delle svastiche. È una cosa molto grave, non è una cosa normale questo, quello che sta succedendo in questo periodo. Questi rischiano grosso, purtroppo, come ripeto, loro non conoscono il significato di questo schifo, di conseguenza non si rendono conto di cosa vanno incontro. Torniamo alla cronaca, un grave incidente col parapendio a Borso del Grappa.
È stato prima raggiunto a piedi dal personale del SUAM di Crespano, medico e infermiere, per poi essere trasportato in ospedale a Treviso in elicottero, un 44enne tedesco caduto intorno alle 14 con il suo parapendio mentre stava per decollare dai tappeti a Borso del Grappa. Grazie a una tecnica di soccorso in sicurezza consolidata, l'equipaggio sanitario ha stabilizzato il 44enne che presentava gravi ferite alle gambe e anche ai polsi, mentre l'elicottero in modalità overing, ovvero con volo a punto fisso, restava nell'area. Una volta agganciato, il ferito è stato issato al Verricello per poi essere trasferito a bordo e trasportato in ospedale a Treviso. A causare l'incidente un decollo sbagliato con conseguente caduta. La cronaca giudiziaria aveva palpeggiato una ragazzina che allora aveva solo 12 anni, accusato di violenza sessuale, un 47enne kosovaro condannato a 2 anni e 10 mesi di carcere. L'aveva raggiunta in una panchina in un parco di Oderzo. Prima l'aveva importunata con domande a sfondo sessuale, poi aveva iniziato a palpeggiarla. La vittima, che al tempo dei fatti aveva 12 anni, aveva tentato di sottrarsi alla violenza, ma l'uomo, 47 anni, kosovaro, l'aveva tenuta ferma, afferrandola per un braccio. La piccola, in lacrime, tornata a casa, raccontò l'accaduto alla madre, che denunciò l'aggressione ai carabinieri. Poi le indagini, che grazie anche alle telecamere di videosorveglianza hanno portato all'identificazione del 47enne. L'episodio è avvenuto il 10 dicembre del 2021. In tribunale a Treviso lo straniero accusato di violenza sessuale aggravata è stato condannato in abbreviato a 2 anni di carcere e al pagamento di un risarcimento di 10.000 euro. Il pubblico ministero, Davide Romanelli, aveva chiesto una pena di 3 anni, già ridotta di 1/3 per il rito. Per 15 anni ancora la cronaca giudiziaria ha preso di mira con atti persecutori 3 famiglie di un borgo a Fontanelle, i vicini di casa. È a processo per stalking un 58enne che al momento si trova agli arresti domiciliari in una comunità di recupero dello Pitergino per un leggero disturbo di tipo paranoide, anche se una perizia psichiatrica lo ha trovato capace di intendere e volere di stare a processo. L'imputato non solo avrebbe cominciato a insultare pesantemente le sue vittime, ma avrebbe anche cominciato a insultare, messo in atto anche comportamenti tipici degli stalker, appostamenti e soprattutto pedinamenti, tanto da essere raggiunto da 2 distinti ammonimenti del questore. Adesso invece dalla cronaca giudiziaria alla politica, manca un mese al congresso federale della Lega, molto atteso a Firenze. Dice la sua oggi anche il sindaco di Treviso e non solo. Oggi coloro che ci rappresentano a livello nazionale all'interno della segreteria federale stanno facendo un ottimo lavoro, però non dobbiamo accontentarci, cioè noi veneti rappresentiamo una fetta importante della Lega e quindi è giusto che ci ritagliamo i nostri spazi, che significa portare a casa i nostri temi, uno su tutti è ovviamente l'autonomia. Vietato accontentarsi, sembra questo il motto di buona parte dei leghisti veneti in vista del congresso federale indetto dal leader Salvini per i primi di aprile a Firenze, città che a molti nella Liga Veneta già sembra troppo lontana da quel settentrione cui si vorrebbe dare maggiormente voce. Mario Conte arriverà nel capoluogo toscano non solo in qualità di sindaco di Treviso e presidente ANCI regionale, ma anche come nome possibile per il dopo Zaia, se un dopo Zaia ci sarà. Non ho dubbi che la sensibilità del segretario federale sia quella di ascoltare e far proprie queste sensibilità, però giustamente il Veneto porterà avanti le proprie istanze. Noi veneti faremo sentire in modo costruttivo e propositivo quelle che sono le sensibilità di un territorio, quindi non di un partito, però dobbiamo far nostre le istanze della gente e farla diventare iniziative politiche e amministrative esattamente come fanno i sindaci. Sostegno a Salvini o ad altri eventuali candidati solo nel nome di una Lega popolare, federale e post-ideologica. Il messaggio già recapitato dall'assessore regionale Roberto Bulldog Marcato, per cui l'autonomia non sarà merce di scambio. E a proposito di autonomia, Zaia da Palazzo Balbi aggiorna i lavori. No, stiamo lavorando, stiamo andando avanti, questo lo potete scrivere, nel senso che noi stiamo andando avanti col discorso della protezione civile, si vorrebbe mettere in lavorazione anche la giustizia di pace e il tema della previdenza
alternativa. A Zaia e alle sue battaglie continua a guardare anche Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Ferdinando Avarino a Ring. Per noi è una figura, Zaia e la sua area politica in Veneto, che è fatta da sindaci capaci che sanno fare il loro lavoro. Da qui a parlare di un'alleanza elettorale, magari in un grande centro, però ce ne corre, Calenda è granitico nella sua convinzione. Che non ci sarà il terzo mandato e siccome non ci sarà il terzo mandato, discutere continuamente del terzo mandato è una follia. La politica che diventa anche politica internazionale, perché anche la Marca si mobilita per il cooperante del Lido Alberto Trentini, detenuto in Venezuela. Oggi è partito il digiuno a staffetta. Stiamo continuando a lavorare per cercare di riportarlo in Italia, non stiamo rinunciando a nessuna iniziativa, però devo dire che non è facilissimo. L'ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine di un evento a Milano per la ricostruzione dell'Ucraina, parlando della liberazione di Alberto Trentini, il cooperante lidense detenuto in Venezuela dallo scorso 15 novembre. Proprio oggi ha preso il via il digiuno a staffetta, iniziato da 88 persone per chiedere il rilascio del 45enne, tra queste la mamma di Alberto, oltre a colleghi e amici. Anche la deputata del Partito Democratico Rachele Scarpa ha annunciato la sua adesione alla staffetta. Nella pagina Facebook c'è anche una lista completa dei digiunanti e la possibilità di unirsi a loro. Intanto ieri sono arrivate informazioni dal governo sulla trattativa in corso. Siamo impegnati a restituire ai suoi familiari Alberto Trentini, ha dichiarato il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano. Nel frattempo i deputati Dem hanno presentato un'interrogazione urgente al ministro Tajani per chiedere aggiornamenti sulle azioni intraprese dal governo italiano e sulle iniziative diplomatiche in corso per ottenere il rilascio di Trentini. E il consigliere comunale del Partito Democratico a Treviso, Marco Zabai, ha presentato oggi una mozione in Consiglio Comunale per chiedere che la città di Treviso si schieri ufficialmente a favore della liberazione di Trentini. Di fronte a una vicenda così grave e preoccupante, Treviso non può restare indifferente, dichiara Zabai. Alberto è per metà trevigiano, sua madre è originaria della nostra città e qui vive parte della sua famiglia e per questo motivo sentiamo ancora più forte il dovere di mobilitarci per lui. Così nella mozione Marco Zabai. Un brevissimo istante di pubblicità, poi resteremo a Treviso per parlare del quartiere di San Paolo, ci sono novità, parleremo anche di una strada troppo buia a Casale sul Sile, l'addio poi a Bruno Pizzul, questo e tanto altro subito dopo la pubblicità. Con il telegiornale di Treviso ripartiamo proprio dal capoluogo, è definitivo, niente nuovo supermercato in via Nazioni Unite nel quartiere di San Paolo, nel terreno infatti sarà ampliato il bosco urbano. È una risposta a distanza al flash mob di sabato scorso di Verdi ambientalisti in Viale della Repubblica, l'approvazione da parte della Giunta di Cassugana dell'iter per l'acquisizione del terreno da oltre 4.000 metri quadrati in via Nazioni Unite a San Paolo, dove doveva sorgere un supermercato di quartiere. Ipotesi sventata, l'appezzamento, grazie all'accordo tra Comune e società Logan, andrà ad ampliare il bosco urbano. Faremo un passo avanti per il quartiere San Paolo, cominciando un percorso di progettazione che vede il collegamento delle varie aree verdi del quartiere e soprattutto vogliamo creare un collegamento tra l'area Biscione e l'area Parrocchia, che oggi sono fisicamente divisi da delle aree verdi in stato di abbandono. L'acquisto sarà compensato dal riconoscimento di crediti edilizi utilizzabili in zone già destinate all'edificazione, alla rigenerazione e alla riqualificazione. Ma il mantenimento dell'area verde, ribadisce Conte, non sarà che l'avvio di una rivisitazione complessiva del quartiere, come nell'ottica di Cassugana sta avvenendo per San Liberale. Diciamo che stiamo facendo dei collegamenti importanti, ricordo che San Liberale è interessato dalla rigenerazione attraverso il progetto Pinqua che vede più di 50 milioni di investimenti, stiamo completando la rete fognaria, realizzando piste ciclabili, San Paolo, Sant'Abona e San Liberale sono oggi oggetto di grandi interventi, così come tutti gli altri quartieri della nostra città che vedono come prioritarie opere che mettano al centro le persone, la vivibilità dei quartieri, quindi la ciclabilità, la messa in sicurezza pedonale. A caratterizzare la riqualificazione di San Paolo dunque l'intreccio di aree verdi collegate una all'altra. Se
progettate con visione come vogliamo far noi, possono diventare luoghi di aggregazione delle piazze verdi. Esempi ne sono gli orti urbani e l'orto botanico, conclude Conte. Tanto verde, però vogliamo mettere in campo un progetto di rigenerazione urbana per collegare queste aree e ridare un'anima a quel quartiere. Da Treviso a Casale sul Sile, dove un nostro telespettatore ci segnala la carenza e in alcuni tratti anche l'assenza di illuminazione lungo la provinciale che da Casale porta a Casiere, questo a discapito della sicurezza lungo la strada. Mi sono rivolto a voi sperando che qualcosa chiaramente nasca da questo discorso. Michele Bernardi vive a Lughignano, quasi ogni giorno percorre la provinciale 67 che da Casale conduce a Casiere. Buona parte di questa strada qui non è illuminata, ad esclusione del centro di Lughignano dove ci troviamo, che qui chiaramente la strada è perfetta. Come mostrano questi video, la mancanza di illuminazione può creare dei rischi a chi percorre la provinciale in bici, ma anche agli stessi automobilisti. E di sera soprattutto, nonostante ci sia la pista ciclopedonale, i ciclisti buona parte dei ciclisti non la usano. Cosa succede? Che non essendo illuminata, più di qualche volta ti accorgi all'ultimo secondo la presenza di questi ciclisti. In un tratto tra Casale e Lughignano i lampioni mancano. Sul secondo tratto, quello che da Lughignano va verso Casiere, effettivamente ci sono, però chiaramente non funzionano. A stretto giro la replica dell'amministrazione comunale di Casale sul Sile per voce della sindaca Stefania Golisciani, che spiega come già lo scorso anno siano stati installati 3 lampioni alimentati con fotovoltaico verso Casale e in un secondo momento un altro sia stato collocato verso il cavalcavia in direzione Casiere. La prima cittadina sottolinea poi che ogni anno vengono effettuati interventi di efficientamento su tutto il territorio, implementando l'illuminazione in più punti, un impegno che continuerà, assicura la sindaca, che conclude ricordando come già nel 2023 e ancora l'anno successivo siano state messe a bilancio nuove risorse per l'illuminazione, circa 90.000 euro all'anno. A proposito di sicurezza della strada e quindi anche di nuovo codice della strada, ieri una particolare cena con prova di alcol test. Vediamo dove e perché. Qualsiasi persona che viene fermata e gli ritirano la patente oppure le sanzioni dice io bevo un numero solo e con quelli mi ha ritirato la patente, perché questo è quello che si dice, in realtà sappiamo che non è vero, ma stasera lo verifichiamo con una cena a prova di alcol test. L'obiettivo è chiaro, far capire che si può conciliare la sicurezza stradale e la gioia di una serata conviviale in cui c'è spazio anche per un bere responsabile. Così Roberto Castagnier, enologo e distillatore, ha deciso di organizzare una cena con tanto di vini e grappe, ma ha spiegato, misurando la quantità di alcol al termine della serata, quel famoso 0,5, limite previsto per guidare in sicurezza, non verrà superato. 2 prove di alcol test, dopo il secondo avendo bevuto 3 calici di vino e dopo il dolce avendo assaporato una grappa. L'idea è che si può mangiare bene, degustare il vino così come va degustato con 80 grammi per ogni bicchiere di vino, 3 portate di cibo, 3 bicchieri di vino e l'alcol test lo vedrete, siamo tutti sotto il 0,1-0,2. Cosa vuol dire? Che riusciamo a assimilare chiaramente questa quantità di alcol col cibo buono e con il tempo che è necessario. Ma una cosa diventa fondamentale. La novità sarà che tutti in macchina devono avere l'alcol test. Questa è la notizia che dobbiamo portare a tutti i nostri figli, ai nostri nipoti, che devono comunque uscire, divertirsi, sapendo che poi alla fine c'è un giudizio assoluto che si chiama alcol test. Solo chi supera l'alcol test può guidare. Dopo l'inasprimento delle norme del codice della strada c'è stato un calo, spiega l'assessore regionale Caner, del 20-30% nei settori legati alla vendita dei vini e superalcolici. Ed è ovvio che per una regione come quella del Veneto, che fa dell'agricoltura, della viticoltura, insomma una delle maggiori frecce al proprio arco, diventa difficile, è un danno anche dal punto di vista economico. Ricordiamoci che dietro ci sono anche tante persone che lavorano e quindi insomma stiamo parlando anche di posti di lavoro. Al termine della cena, prova alcol test superata, tutti sono potuti tornare a casa in auto in sicurezza. Ma i vini e l'alcol in generale, ma soprattutto i vini, devono fare i conti prima che con i dazi e prima che con le norme del codice della strada, anche con il problema dei dazi, anche il prosecco.
Il calo è dimostrato. Ora io personalmente non sono in grado di dirlo nei numeri, perché i numeri negli ultimi 2 anni sono molto altalenanti. C'è un contesto nazionale e internazionale veramente strano. I dazi di Trump stanno stravolgendo previsioni ai mercati e tra questi quello del prosecco è tra i più esposti. E se al momento, proprio in previsione degli inasprimenti delle gabelle, si registra un aumento di forniture di prosecco ai distributori americani, l'orizzonte al medio periodo si preannuncia tutt'altro che roseo per i produttori di tutte le denominazioni, ma anche per le aziende dell'indotto, dalla meccanica ai trasporti. C'è tutto un indotto e in modo particolare per quanto riguarda la nostra denominazione del Prosecco DOC c'è un valore di 4 miliardi di euro che va distribuito nel territorio. Consorzi che fanno i conti con un altro mercato in recessione che è quello tedesco e per questo vedrebbero positivamente la ridefinizione degli accordi europei del Mercosur che potrebbero dare fiato a mercati da numeri importanti come Brasile, Argentina e paesi del Centro America. Prospettive estere guardando comunque al mercato interno che al momento rimane stabile con qualche cenno di crescita, soprattutto per la DOCG dei Colli Esolani che da tempo punta sulla convivialità del Prosecco. Continuare a vivere le tradizioni, la cultura del nostro territorio assaporando un buon bicchiere di vino tranquillamente insieme agli amici. Le ore di angoscia roncate per una famiglia che per un pomeriggio non ha più avuto notizie del cucciolo Doc. Presto è arrivata la segnalazione di alcuni residenti che avevano visto il cane aggirarsi per il centro cittadino spaesato. Una pattuglia dei carabinieri lo ha rintracciato in via Boschi a San Cipriano. Doc è parso impaurito e disorientato, infatti non appena aperta la portiera dell'autovettura di servizio è subito balzato all'interno. I carabinieri attraverso il microchip dell'animale erano riusciti appunto a risalire ai proprietari, una famiglia del posto. L'epilogo in serata quando i proprietari si sono presentati in caserma a recuperare il cucciolo, quindi a lieto fine la ricerca del bel cucciolo Doc. E adesso è il momento dell'omaggio a Bruno Pizzuli. Il mondo del calcio non solo ovviamente dice addio alla voce del calcio, la voce che si è spenta a 86 anni, molti hanno voluto ricordarlo. Roberto Baggio con un post su Instagram, mentre al telefono Aldo Serena ne ha raccontato la grande competenza e anche lo scherzo che gli fece a Milano. Sentiamo. Baggio che converge, Baggio, finta di Baggio, tira, grandissimo gol di Baggio! La telecronaca del gol contro la Cecoslovacchia, Italia 90 e poi 2 righe. Ciao Bruno, mancherai a tutti, la tua voce riecheggia per l'eternità. Così Roberto Baggio saluta su Instagram il giornalista Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano e della nazionale azzurra, morto a 86 anni, ne avrebbe compiuti 87 sabato. Friulano di Cormons, di cui vestì la maglia grigio-rossa per il campione di Montebelluna Aldo Serena, il suo passato da calciatore era un valore aggiunto. Conosceva bene anche alcuni risvolti del campo che non tutti magari possono averne appunto conoscenza, ed aveva la capacità di un lessico molto preciso, molto attento, coordinato con le azioni in campo e rispettoso dei giocatori e anche di tutto quel mondo del calcio a cui lui era venuto a contatto. Un signore delle telecronache, mai sopra le righe, così raccontava del consiglio che gli diede Niccolò Carosio. Ti dico solo una cosa, se anche per malaugurata ipotesi tu fossi astemio, quando ti fai vedere in pubblico, fatti vedere sempre con un bicchiere di vino o di whisky, perché poi quando andrai in postazione qualche stupidata la dirai, almeno potranno dire che hai bevuto. Personaggio a sua volta, la sua voce era sinonimo del grande evento, della partita che conta. Era una persona molto gradevole, intelligente, una persona di stampo antico che però aveva una mente plastica moderna. Nel 1985 gli toccò descrivere l'orrore dello stadio Heysel, la morte di 39 tifosi, in gran parte italiani. Quella è stata una serata maledetta, no? Che resta dentro di me, ma nella mia coscienza di uomo, prima ancora che nei miei ricordi di commentatore. Non ha mai prevaricato, non ha mai avuto un ego così sviluppato da mettere davanti se stesso all'evento. Pizzul, voce delle notti magiche. È sempre un po' una ferita aperta per quanto mi riguarda, perché io
così, ho sbagliato uno dei 2 rigori nella semifinale contro l'Argentina a Napoli, però ecco, resta un momento di assoluta comunione totale, a mio avviso. Abbiamo in quel periodo unito l'Italia pur non vincendo, il che vuol dire tanto. Serena conclude raccontando di uno scherzo che fece al giornalista quando abitavano poco distanti uno dall'altro a Milano. Si camuffò e fermò Pizzuli in bicicletta, non avendo lui la patente, chiedendogli indicazioni per arrivare a San Siro. Allora lui ha cominciato a indicarmi con pazienza e io lo contestavo, dicevo: ma come, a destra, a sinistra? A un certo punto stava perdendo un po' la pazienza e ha capito che c'era qualcosa che non andava, mi ha guardato bene, ha capito che ero io e a quel punto, insomma, in gergo nostro qui del Veneto Friuli, mi ha mandato in Mona. Questo è il ricordo di Aldo Serena. Con lo sport andiamo al rugby, rinnovo contrattuale fino al 2029 per Simone Ferrari, colonna della mischia del Benetton, tra i migliori piloni destri del panorama internazionale. Intanto nuova pausa per il 6 Nazioni, i Leoni al lavoro per ritrovare fiducia dopo la sconfitta contro il Connacht. La classifica è cortissima e in 4 punti ci sono 9 squadre. Ogni punto conta e conta pure come ci alleniamo ogni giorno. I punti lasciati in Irlanda fanno ancora male perché la classifica dice 13° posto, ma i playoff sono paradossalmente a un punto di distanza e le prossime settimane diventano cruciali per la stagione che ha vissuto troppi alti e bassi. Dalla sconfitta contro il Connacht, i Leoni biancoverdi sono tornati con una consapevolezza. Dobbiamo gestire meglio il pallone e mettere più pressione sugli avversari, altrimenti per noi sarà sempre dura segnare punti. Nuova pausa per il 6 Nazioni. Il campo dirà se lo stop avrà fatto bene a testa e gambe dei giocatori. Il 22 marzo lo scenario contro l'Edimburgo sarà a Monigo davanti a un pubblico che chiede i play-off. Dovremo fare il massimo dentro e fuori campo per far felici i tifosi. Dobbiamo lavorare l'uno per l'altro e conquistare più vittorie possibili. E adesso noi andiamo nel Bellunese. Per tornare a parlare dell'incidente che a tanti ha fatto tornare alla mente la strage di Santo Stefano di Cadore, il bilancio ovviamente è meno pesante, ma sono ore con il fiato sospeso per la 59enne bellunese ricoverata all'ospedale di Treviso ancora in gravi condizioni dopo essere stata travolta dall'automobilista mentre passeggiava con la figlia e il nipotino di soli 3 mesi nel passeggino a Limana. Sono stabili ma ancora gravi le condizioni di salute di Susi Dalfarra, la donna di 59 anni di Belluno, travolta lungo il rettilineo di Borca e di Limana mentre era in passeggiata con il nipotino di 3 mesi circa e la mamma di quest'ultimo. Miracolosamente incolumi sia il neonato che la mamma. L'incidente è accaduto attorno alle 15 di martedì. Il conducente dell'auto, un 62enne del posto, ha riferito di essere stato abbagliato dal sole e di non avere visto le 2 donne. Il mezzo ha urtato anche il passeggino che si è cappottato, ma il guscio ha protetto il neonato che per precauzione è stato tenuto in osservazione al San Martino di Belluno. Diagnosi di politrauma per la 59enne, soccorsa dal personale del SUEM. Susi Dalfarra è stata trasportata al Cafoncello dall'elicottero Leone 1 dell'ospedale di Treviso che era in piazzola a Belluno dopo aver prestato servizio per soccorso sulle piste da sci. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri del radiomobile di Feltre e della stazione di Trichiana. L'auto del 62enne è stata posta sotto sequestro per tutti gli accertamenti del caso. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono in corso. La politica a Cibiana, dopo il commissariamento, diciamo che i cittadini non sono molto sorpresi. Sentite perché. Cibiana di Cadore. Il sindaco si è dimesso, la lista civetta ha alzato bandiera bianca. Mattia Gosetti si era ricandidato sindaco di Cibiana, ma per evitare di correre il rischio di non raggiungere il quorum del 40% richiesto dalla legge nei comuni sotto i 15.000 abitanti in caso di lista unica, aveva creato con questo unico scopo una lista civetta. Accadde però, caso più unico che raro a livello nazionale, che la lista civetta, pur senza fare alcuna campagna elettorale, vinse facendo diventare sindaco il veneziano Sandro Gerardi. Ora però si sono dimessi sia lui che 6 consiglieri comunali.
A guidare il comune fino a nuove elezioni sarà così il viceprefetto Antonio Russo, che era già stato commissario a San Vito di Cadore e in altri comuni del Bellunese. Queste le reazioni degli abitanti di Cibiana. Hanno fatto le liste civetta che non c'era nessuno neanche di Cibiana dentro. Non è fattibile ogni volta che devi fare una riunione, uno parte da là. 1, 2, 3, 10 volte, poi si stufano. Se uno si prende un impegno dovrebbe riuscire a mantenerlo, a meno che allora io in partenza avrei detto no. Era arrivata 2-3 metri di neve di colpo, il commissario tic e tac ha risolto. Se fosse stato il sindaco, sì, telefonava e diceva. Lui nell'arco di 24 ore c'erano 30 uomini a disposizione della comunità di Cibiana. Adesso bisogna vedere, il commissario non ha mai vissuto un paese con un commissario. Cosa ne pensi che hanno sciolto il Consiglio Comunale? Evidentemente il sindaco ha rinunciato perché non se la sentiva di continuare. Evidentemente non se la sentiva di andare avanti. È stato un po' secondo me un travaglio che poi doveva finire per forza in questa maniera. Penso che sia secondo il mio parere, una cosa che non doveva succedere. Per il momento non è che sia andata molto bene, adesso vediamo, magari speriamo in un futuro migliore. Si è tenuto in Regione con la partecipazione dei vertici di Novatec e dei sindacati il tavolo di monitoraggio relativo alla reindustrializzazione della ex Safilo di Longarone rilevata dai Novatec a ottobre 2023. 190 gli addetti interessati in un plesso per il quale l'azienda acquirente ha investito oltre 7,2 milioni di euro. L'obiettivo confermato resta quello di riportare tutti al lavoro con 46 reinserimenti entro la fine dell'anno e cercando di escludere ipotesi di licenziamento per i rimanenti 27. Il prossimo tavolo regionale è previsto il 4 di giugno. Piccola voragine nella strada che porta a Sois dopo le scuole di Chiesurazza, causata da una rottura del tubo dell'acquedotto che ha creato un vuoto sotto l'asfalto. Un camion della Bellunum ha sentito cedere il manto stradale e si è inclinato, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimetterlo sulla carreggiata. La strada è stata messa in sicurezza dai dipendenti del servizio manutenzioni stradali del comune di Belluno, mentre la riparazione compete alla servizi integrati sempre di Belluno. Restiamo in città per la cultura della legalità che ritorna sui banchi di scuola, perché è pronta ai blocchi di partenza l'edizione 2025 di una iniziativa di educazione civica per gli studenti. L'assessore alla sicurezza Raffaele Addamiano la chiama la Santa Alleanza Educativa per rappresentare la sinergia operativa e di intenti che per il terzo anno consecutivo replicherà nelle scuole la promozione della cultura della legalità. Tradotto per studenti e famiglie, a scuola saranno proposte lezioni di dialogo e confronto con i ragazzi sui temi della cronaca quotidiana e quindi bullismo e cyberbullismo, contraffazione e droga, violenza di genere e, novità di quest'anno, elementi di circolazione stradale che saranno forniti ai giovani delle scuole medie Ricci del capoluogo dagli agenti della polizia locale. La logica è quella del confronto e del dialogo con i ragazzi, gli adolescenti, i giovani e i giovanissimi, sviscerando tematiche di strettissima attualità, facendo capire ai ragazzi che esiste una gamma di diritti ma anche di doveri. L'impegno dell'assessorato alla cultura e alla sicurezza unisce scuole, istituzioni e forze dell'ordine in una rete di dialogo diretta con i giovani per stimolare la partecipazione attiva e la condivisione di valori fondamentali. L'iniziativa è stata presentata nella sala consigliare di Palazzo Rosso, presenti tra gli altri le referenti delle scuole interessate, Liceo Tiziano, IT Segato, Brustolone, Scuola Media Ricci, oltre che dell'Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. In una logica appunto educativa e preventiva, questa iniziativa è giunta al terzo anno, a cui il Comune crede moltissimo, perché è importante dialogare con i ragazzi, confrontarsi, capire le loro esigenze e spiegare loro cose che magari per la giovanissima età che hanno forse non comprendono appieno. 4 lezioni frontali da 2 ore ciascuna per un totale di circa 200 studenti. Si parte il prossimo 14 marzo fino alla metà di aprile. Gli incontri rappresenteranno anche un'importante occasione per consolidare la fiducia tra le nuove generazioni, le istituzioni e le forze dell'ordine. È tutto da Treviso, vi lascio al meteo come sempre, arrivederci.